Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale del vostro Marietto veneziano. Bene, oggi vedremo come armonizzare il chakra sacrale. Quindi prendiamo il testimone, che potrebbe essere anche un cappello, un'unghia, un po' di saliva imbevuta, un batuffolo imbevuto con un po' di saliva o una fotografia. Prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione chakra, che sapete che si può tranquillamente scaricare in modo gratuito dal sito ilcapitano.altervista.org. Posizioniamo il testimone sul quadrante radiostesico per la valutazione dei chakra, prendiamo il nostro pentolino e chiediamo se con l'indicino dobbiamo puntare sul sacrale sessualità e chiediamo se il chakra sacrale è in buone condizioni o meno, e vedete che il pendolino ci dice che il chakra sacrale di questo testimone è decisamente insufficiente, negativo, quindi siamo sicuri che il testimone ha bisogno di un nostro intervento. Vedete? Il pendolino va verso sinistra, insufficiente, decisamente negativo. Bene, appurato questo, siamo sicuri che il testimone ha bisogno di un intervento, cambiamo quadrante e prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione dell'intervento, perché vogliamo essere sicuri se questo circuito radionico che metteremo in opera praticamente funzionerà. Quindi useremo il quadrante radiostesico per la valutazione, che vi ripeto potete sempre scaricare da ilcapitano.altervista.org. Lo prendete, mettete il testimone nel pallino e fate la domanda se questo circuito radionico per l'armonizzazione del chakra sacrale andrà bene per questo testimone, e vedete che il pendolino ci dice di sì, quindi siamo sicuri che l'operazione avrà esito positivo. Vedete? Bene, appurato questo andiamo avanti con le altre domande di controllo. Togliamo il nostro testimone e usiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del tempo, perché vi dovete ricordare che ogni testimone, ogni soggetto che voi trattate è unico e quindi sempre diverso uno dall'altro. Non c'è mai un tempo di esposizione nel circuito radionico uguale per ogni essere umano. Quindi chiedete ancora al pendolino quanto tempo deve stare il testimone nel circuito radionico. E vedete il pendolino vi sta dicendo 5 ore. 5 ore e mezza. Bene, appurato questo tempo, cosa facciamo? Ci fermiamo, togliamo il nostro testimone dal quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora, che sapete potete scaricarlo tranquillamente gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org, e prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Vi ripeto che questo non è un trattamento medico, ma è solamente un trattamento vibrazionale. Quindi prendiamo il nostro testimone, lo mettiamo nel pallino, prendiamo il nostro pendolino e chiediamo come sarà il trattamento alla fine delle 5 ore. E vedete che il pendolino ci dice che il trattamento andrà molto bene, sarà molto favorevole, e quindi siamo sicuri che questa operazione andrà a buon fine. Bene, fatto questo, togliamo il nostro testimone e prendiamo il quadrante radiostesico del chakra armonizzatore del chakra sacrale, che potete tranquillamente scaricare nel sito ilcapitano.altervista.org, fatto dal vostro Marietto veneziano. E adesso vediamo un po' com'è la struttura di questo circuito. Tutto intorno vediamo un perimetro di difesa con collegato un circuito disimpregnatore, così che l'interno
della macchina radionica sia sempre protetto da energie congeste, quindi praticamente il circuito internamente sarà ben protetto e disimpregnato sempre da attacchi e quant'altro, insomma tutto ciò che può influenzare negativamente un circuito radionico. Poi sopra vediamo il pallino dell'OM che serve per togliere il problema di avere la posizione del node. L'OM in centro serve più che altro per dare delle vibrazioni importantissime per fare in modo che sia più potente il messaggio e il segnale del circuito radionico. Poi vediamo i 9 cerchi che servono per lanciare il messaggio di onda di forma verso il testimone, e nel centro vediamo un numero cosmico che ho richiesto io tramite il pendolino per fare in modo di armonizzare il chakra sacrale e il simbolo del chakra sacrale. Quindi cosa faremo? Prenderemo il nostro testimone, lo appoggeremo in centro, prenderemo il pendolino, vedete, e lo faremo girare in senso orario per almeno 21 giri. L'ideale sarebbe farlo girare fin quando il pendolino non si ferma, così da caricare e aggregare il testimone con il numero cosmico e il simbolino del chakra sacrale. Bene, finito questa operazione, cosa facciamo? Prendiamo la nostra macchina vibrazionale e la appoggiamo in un posto sicuro, o sopra un armadio o sopra un tavolo dentro un cassetto, e al massimo lo lasciamo lavorare per 5 ore e non di più. Dopodiché potremo togliere il nostro testimone e il lavoro sarà fatto. Vi voglio dire che questo circuito si può scaricare gratuitamente dal capitano.altervista.org e che sarei felice se vi iscriveste al canale di Hildegarda o Marietto Veneziano, o se ci veniste a trovare nei gruppi Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Cari amici, vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito fino qui. Grazie e alla prossima.